Viabilità a fine settimana da bollino nero sulle strade. Questa mattina disagi sulla rete autostradale ligure. In A12 un incidente ha causato fino a 6 km di coda intorno alle 7:30. È scattato oggi lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio della Liguria. Il provvedimento adottato dalla Regione vietato accendere qualsiasi tipo di fuoco. Una nuova scuola per il comune di Ne, il progetto presentato dall'amministrazione è arrivato secondo tra i quasi 200 presentati dai comuni liguri, in arrivo oltre 2.100.000 euro. Festa di Santo Stefano a Lavagna, viviamo così intensamente la fede da rinunciare a tutto pur di non perderla, ha chiesto il vescovo nella messa. Tanti eventi nel Tigullio nel primo fine settimana di agosto, dallo sbarazzo di Lavagna ai Chiavari in cosplay fino al turno preliminare di Coppa Italia per la Virtus Entella, svolgimento regolare per la Silent Disco a Sestri Levante. Buonasera ai telespettatori di Tigullio. Oggi è il primo fine settimana da bollino nero per la viabilità del territorio. 2 giorni intensi su strade e autostrade. Questa mattina ci sono stati diversi disagi su vari tratti della rete autostradale ligure. In A12 all'alba un incidente ha provocato 6 km di coda. Facciamo il punto con Massimo Barletta, comandante della Polizia Stradale di Chiavari. Le previsioni sono state purtroppo dal punto di vista di chi viaggia ampiamente rispettate, le direttrici di marcia nord-sud e quindi le careggiate est che da Genova vanno verso Livorno della nostra autostrada sono particolarmente trafficate, così come anche la 10 Genova-Savona in direzione Genova. Previsioni ampiamente rispettate per un sabato mattina da bollino nero per il traffico stradale e autostradale. Tante le auto che quantomeno hanno utilizzato la rete autostradale della Liguria per raggiungere le località di villeggiatura in questo primo fine settimana di agosto con il caldo che continua ancora a farle da padrone. Le code attese prontamente si sono verificate già a partire dalle prime ore della mattinata, in A10 in corrispondenza della frontiera con la Francia e nei raccordi e in A12. Nel pomeriggio il traffico è rimasto intenso ma anche se a tratti rallentato regolare. E invece il tratto di Levante è quello nel quale questa mattina si sono verificati 2 incidenti, fortunatamente non gravi, ma che hanno avuto conseguenze pesanti sulla circolazione veicolare. A partire dalle 7, quando nella galleria dal Forno in careggiata est direzione Livorno della 12 a ridosso dello svincolo di Chiavari, un incidente autonomo ha coinvolto un automobilista, si può presumere dalla dinamica per un colpo di sonno. L'automobilista ha riportato lesioni, si sono formate code per il traffico proveniente da Genova che sono arrivate a sfiorare i chilometri. Un altro incidente attorno alle 10 di questa mattina, sempre in careggiata est, quindi sempre sulla direttrice di traffico nord-sud, si è verificato nella galleria Castelletto, quindi tra lo svincolo di Nervi e lo svincolo di Recco. In questo caso sono 2 le auto coinvolte senza feriti, però il traffico intenso che ovviamente ha subito dei rallentamenti visto che l'incidente ha occupato una parte della careggiata ha dato luogo anche in questo caso a svariati chilometri di coda che nel momento clou hanno raggiunto i 5 chilometri. E il fine settimana, come il resto della settimana, è iniziato all'insegna del caldo in Liguria. ARPA ha emanato un nuovo avviso meteorologico per l'elevato disagio fisiologico. Come ieri anche oggi le temperature del Tigullio hanno sfiorato i 37 gradi, come hanno registrato le centraline della rete Limet. Vediamo proprio i valori massimi nella giornata di oggi. Domani sono previste temperature su valori molto alti anche nelle ore notturne, in particolare nei centri urbani e nelle valli poco ventilate. Per lunedì è previsto un lieve calo delle temperature lungo la costa, accompagnato però da un graduale aumento dell'umidità che manterrà condizioni di elevato disagio. Ed è scattato oggi lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio della Liguria. Il provvedimento è stato adottato dalla Regione su indicazione della Direzione regionale dei Vigili del Fuoco alla luce delle condizioni meteo registrate in questi ultimi giorni che hanno determinato una maggiore secchezza della vegetazione, nonché in considerazione delle temperature che si mantengono appunto su livelli molto elevati. Fino alla revoca del provvedimento è dunque severamente vietato accendere qualsiasi tipo di fuoco per bruciare
mettere paglie, usare fiamme, apparecchi elettrici e a motore nei boschi. La Regione Liguria inoltre ha predisposto un decalogo che deve essere osservato da tutti i cittadini che hanno un contatto diretto con il bosco. La politica amministrativa: sono in arrivo 2.115.000 euro per la costruzione della nuova scuola. Il progetto presentato dal Comune è arrivato secondo nel bando regionale che dovrà distribuire i finanziamenti provenienti dal Ministero dell'Istruzione. Soddisfazione per il risultato raggiunto da parte del sindaco. L'abbiamo intervistato. Che numeri avrà questo edificio? Sarà un edificio che vedrà dislocato l'edificio scolastico attuale e sicuramente andrà a implementare e ad arrivare a quello che sono le mancanze che attualmente noi abbiamo nell'edificio scolastico, essendo un edificio scolastico comunque piccolo. Quanti piani, quante aule? Verrà fatto su 2 piani e quindi verranno rispettate quelle che sono le superfici minime delle aule dal punto di vista dettate dal Ministero. Quindi verranno fatte le 5 aule, le 3 aule per le 5 per elementari, le 3 per le medie, e poi verranno fatte tutte le aule tematiche. In più verrà spostata e quindi ampliata quella che è la biblioteca attuale e verrà poi successivamente realizzata una palestra che attualmente pur avendola abbiamo praticamente una palestra che si definisce palestra sulla carta, ecco. Dove verrà realizzato? Ma nelle vicinanze del campo sportivo, perché noi pensando a questo progetto abbiamo pensato di integrare un'area vicino al campo sportivo, così da rendere quell'area a servizio del campo sportivo, quindi da fruire meglio il campo sportivo, quindi avere un impianto sportivo sia a servizio della collettività, ma a integrare il campo sportivo con l'edificio scolastico. Si aspettano a questo punto i finanziamenti? Che tempi ci saranno poi una volta che questi arriveranno? Ma sicuramente siamo qui fiduciosi che arriveranno in tempi brevi, perché parliamo di 2018. Ripeto, essendo così in alti in classifica, io e il mio collega Torsalero siamo fiduciosi, perché per quanti pochi soldi il Ministero può mandare alla Regione Liguria, io credo che i primi 3 verranno sicuramente finanziati, e quindi noi a settembre partiremo. Intanto attenderemo quello che sono tutti i tempi comunque del Ministero, però cominciamo a guardarci un po' avanti per snellire, per accelerare e per non rimanere poi impiccati su quelli che saranno poi i tempi che dovranno intercorrere tra le gare, sia per la progettazione che per la realizzazione dell'opera. È terminato l'intervento di messa in sicurezza delle condotte sotterranee in Via del Pino a Chiavari. Mercoledì prossimo ci sarà la riapertura della strada alla circolazione. L'obiettivo dei lavori era quello di evitare futuri allagamenti del centro storico e rendere il deflusso delle acque piovane più rettilineo e scorrevole. Nei giorni scorsi sono stati rinforzati i muri del canale, è stata posizionata la soletta e realizzate diverse bocchette di ispezione per monitorare e scongiurare futuri impedimenti e crolli. Altri interventi sono in programma nei prossimi mesi. A settembre, spiega il consigliere delegato al ciclo delle acque Paolo Garibaldi, partiranno i lavori in via Entella, piazza Rupinaro e via Vinelli. E i consiglieri di Noi di Chiavari hanno presentato un'interrogazione con la quale lamentano lo stato di degrado di Corso Buenos Aires. Levaggi, Colombo e Silvia Garibaldi gli spiegano di aver ricevuto le lamentele di molti cittadini che segnalano il malfunzionamento e la mancata riparazione degli irrigatori delle aiuole, l'incuria delle aiuole stesse sia del verde e nella struttura. E la confusione continua su divieti di sosta e di parcheggio. Noi di Chiavari, con notizia che leggiamo sul nostro sito teleradiopace.com, chiede maggiore cura e attenzione verso questa zona della città. La pagina diocesana adesso Lavagna ha celebrato ieri sera il titolare della Basilica cittadina Santo Stefano. La messa è stata celebrata dal Vescovo, che ha messo in luce l'importanza di tenere viva la propria fede. Al centro della riflessione i tanti cristiani che ancora oggi scelgono di morire o di lasciare il proprio paese piuttosto che abjuare. Vediamo il servizio. Viviamo così intensamente la fede da rinunciare a tutto pur di non perderla? È la domanda che il Vescovo ha rivolto ai fedeli in occasione della festa di Santo Stefano a Lavagna. Analizzando il martirio del primo diacono cristiano, Monsignor Tanasini si è soffermato sull'importanza di non lasciare assopire la fede. Il martire, ha detto, è colui che mette la fede al di sopra di tutto e la fedeltà a Cristo sino alla fine. Niente può essere messo a confronto con questo dono ricevuto. Noi, ha dunque domandato, siamo disposti a vivere fino a questo punto? Il pensiero è andato ai recenti fatti di cronaca, a chi ha perso la vita pur di non tradire Cristo. Piuttosto che abbiurare alla fede in Cristo Gesù, hanno preferito che
che venisse loro mozzata la testa. Li abbiamo visti inginocchiati mentre aspettavano il loro turno. Abbiamo visto coloro che, sempre per essere fedeli alla propria fede cristiana, hanno lasciato tutti i beni, sono diventati profughi, sono ammassati in campi di raccolta e la cosa che colpisce è la gioia di avere dato testimonianza a Cristo a così alto prezzo. E noi saremmo disposti a fare così. Vivere la fede in modo più profondo è uno dei punti cardine delle linee guida dell'Assemblea Sinodale di giugno. Parlando del martirio di Stefano, il Vescovo ha colto l'occasione per ribadire il concetto con l'invito a tenere alta la guardia. Nei momenti difficili c'è la grazia del Signore che interviene e sostiene e illumina, però rimane il fatto che se grazie a Dio non siamo in quelle condizioni, questo non deve far languire la nostra fede. Non deve ottenebrare la luce dell'incontro con Cristo. Al termine della messa, la processione per le vie di Lavagna con la Cassa del Santo e i crocifissi. Domani solennità patronale nella chiesa di Rialto a Chiavari. La messa sarà celebrata dal Vescovo alle 10. Nell'occasione sarà conferito il sacramento della Cresima in occasione di Nostra Signora della Neve. La comunità di San Buceto in Val Graveglia festeggia invece le solennità dei Santi Cipriano e Giustina, martiri, titolari e patroni della parrocchia. Domani la messa solenne delle 17:30 sarà presieduta da Don Stefano Mazzini, vicario generale della diocesi. Festa della Madonna della Neve che tradizionalmente si celebra il 5 agosto a Santa Margherita Ligure. La messa sarà alle 19 nella cappella di Piazza San Leonardo Murialdo. Non ci sarà la celebrazione eucaristica delle 19 in Basilica a Camposasco. Infine nel comune di San Colombano Certenoli messa alle 9:30 in occasione della memoria della dedicazione della chiesa a Nostra Signora della Neve. Voltiamo pagina. Una folla di persone ha invaso questa mattina il centro storico di Lavagna, dove in questi giorni si svolge la vendita scontata di prodotti di magazzino. 4 palanche, prosegue anche domani mattina. Siamo andati a vedere. Grande folla di gente questa mattina a Lavagna, a dirlo i commercianti impegnati nella tradizionale iniziativa 4 palanche, la svendita dei prodotti di magazzino, ormai momento di caccia al grande affare. Ma in questo fine settimana per molti sono iniziate le vacanze estive e così ecco che già nelle prime ore della mattinata la cittadina è stata presa d'assalto da residenti e turisti. Via Roma è intasata e stiamo lavorando moltissimo, spiega Massimiliano Marrè del CIV del centro storico. Ho fatto un giro un attimino fra i miei colleghi e devo dire che ci sono tante proposte interessanti e la gente, come tutti gli anni, approfitta di questi momenti per fare uno shopping un po' più abbondante, visto che poi comunque stiamo arrivando quasi alla fine dei saldi e quindi è un'occasione veramente ghiotta per portare qualcosa a casa di bello. Nonostante oggi i veri affari si facciano altrove, ad esempio su internet, e l'interesse della gente sembra spostarsi o nei grandi centri commerciali o appunto verso l'e-commerce, il tradizionale sbarassu attira sempre molti curiosi. Devo dire che è qualche anno che riflettiamo su come poter rinnovare il tipo di manifestazione e tutto, però poi alla fine ha sempre avuto un buon successo proprio perché piace questa formula delle bancarelle fuori dai negozi, la tipicità dei carugi delle nostre zone aiutano moltissimo a creare una bella atmosfera. Poi adesso la edizione estiva è anche più fortunata perché normalmente c'è bel tempo e tanti turisti. 4 palanche prosegue oggi a Lavagna sino alle 23, domani dalle 9 alle 13 e coinvolge tutte le attività aderenti al CIV del centro storico. L'ho vissuta sulla mia attività già stamattina presto, nostri clienti o comunque anche nuove persone che sono venute a Lavagna dalle città limitrofe. In primis da Chiavari e da Sestri Levante, però anche l'entroterra devo dire che risponde molto bene. La cronaca: i carabinieri a Chiavari hanno arrestato per spaccio di stupefacenti un 47enne originario della Sardegna ma residente in città e un 28enne straniero in Italia senza fissa dimora. I due, in seguito ad una perquisizione domiciliare e personale, sono stati trovati in possesso di 10 grammi di eroina già divisa in dosi e pronta per essere spacciata. Inoltre un bilancino di precisione e 705 euro probabile provento dell'attività di spaccio. E i militari di Santa Margherita Ligure hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un 37enne residente a Genova e un 45enne di Recco. I due sono stati sorpresi a guidare i propri mezzi con un elevato tasso alcolemico. Il primo in sella ad un motociclo aveva 1,6 grammi per litro, il secondo al volante di un'auto 2,39 grammi di alcol per litro.
E a Sestri Levante è in vigore da alcuni giorni l'ordinanza contro l'abuso di bevande alcoliche. Le forze dell'ordine lavorano congiuntamente per far rispettare la normativa. Intanto, ieri sera si è svolta senza problemi l'edizione 2018 della Silent Disco. Vediamo il servizio. Elevato il dispiegamento di forze per garantire la sicurezza a Sestri Levante in occasione della Silent Disco di ieri sera. Il risultato è stato ottimo. La nottata è trascorsa senza grandi problemi nonostante l'elevata presenza di persone per l'iniziativa organizzata dall'associazione Mojotic in Baia. Sono andate esaurite le 8.000 cuffie messe a disposizione degli iscritti, ma c'erano anche molti altri giovani a ballare senza equipaggiamento. Questa mattina la spiaggia si presentava già ripulita e riordinata. La Guardia di Finanza ha scovato qualche sostanza e ha fermato i possessori, dice il sindaco. Per il resto tutto è filato liscio. Intanto è in vigore l'ordinanza contro le bevande alcoliche. Per i controlli sono state raddoppiate le forze in campo. Abbiamo raddoppiato le pattuglie serali della Polizia Municipale, soprattutto nelle sere di apertura delle discoteche, e ho aggiornato l'ordinanza anti-alcol imponendo il divieto di circolare trasportando alcolici in alcune sere della settimana, appunto in particolare le sere di apertura della discoteca, dalle 20 di sera alle 7 del mattino successivo. Questo consente da parte appunto delle forze dell'ordine un controllo maggiore della detenzione di alcolici e quindi una sicurezza generale e un senso di sicurezza migliorato un po' per tutti. Insomma, consentiamo il divertimento è bello ma purché sia sano nel rispetto di tutti quanti. L'elevato numero di presenze in città nelle ultime settimane fa ben sperare per il prosieguo dell'estate. C'è molto flusso, molta gente, lo vediamo anche nelle presenze delle manifestazioni serali, con ad esempio alla Barcarolata c'è stato un record di presenze rispetto agli ultimi anni, quindi direi, poi ce lo diranno anche i dati successivamente che ancora non abbiamo, ma direi che le prerogative ci sono tutte perché anche questa sia un'estate all'insegna delle grandi presenze. E con la sfilata dei diversi personaggi ho preso il via questo pomeriggio Chiavari in cosplay. Fino a domani le vie e le piazze del centro saranno animate da tutti coloro i quali vorranno impersonificare i propri eroi dei fumetti o dei cartoni animati preferiti. Attesi appassionati provenienti da tutta Italia. Siamo andati a vedere. Chi sei in questo momento? In questo momento faccio un barbaro fantasy dei bruti di Game of Thrones. Perché mascherarsi? Che cosa vi spinge, ti spinge a fare questo? Perché è molto 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 divertente. Qua abbiamo invece Rey di Star Wars. Spada funzionante laser? Sì, certo. Ce l'ho fatta. Quanti siete oggi? Che cosa avete preparato? Abbiamo preparato una sfilata di apertura della manifestazione e poi, come vedrete, nelle varie aree tematiche ci distribuiremo per farvi divertire. Grandi e piccini comunque. Grandi e piccini, assolutamente. Forse più grandi in questo caso. Sì, forse più grandi, però aspettiamo anche i cuccioletti. Chi rappresenti, Nicolò? Sono il dottore. Dottore? Dottore. Di che serie, di che fumetto stiamo parlando? Parliamo di Doctor Who, la serie britannica che va avanti dal 63 a oggi, e oggi sono vestito dal primo dottore, quindi il primissimo originale William Hartnell. Nonostante il caldo, già che cravatta è un grosso sforzo. Sì, e domani, il secondo giorno, farò un altro dottore e la situazione sarà peggiore perché avrò la sciarpa. Buon divertimento. Grazie, grazie. La città ha già cambiato aspetto e tutte le piazze di Chiavari sono già colorate e piene di gente, sono molto contenta. Si sfida anche il caldo in un certo senso, travestirsi in queste condizioni vale il doppio. Vale il doppio e ci sono anche cosplayer veramente bravi, persone che lo fanno quasi per professione, se non per professione, e quindi con costumi meravigliosi che potrete ammirare e vi renderete conto a cosa mi riferisco. Da dove vengono i più lontani? Che notizie avete? Sono arrivati cosplayer e espositori da tutta Italia, ci sono espositori dalla Puglia, cosplayer dalla Toscana, sono veramente tante persone, tante adesioni, abbiamo avuto un ottimo successo per quanto riguarda la promozione, sono contenta.
Veniamo adesso allo sport. Con il primo turno preliminare di Coppa Italia inizia la stagione agonistica per la Virtus Entella. I biancocelesti saranno impegnati domani sera sul sintetico del Comunale di Via Gastaldi contro il Siena. Calcio d'inizio alle 20:30. Sarà partita secca, in caso di parità si andrà ai supplementari e poi ai calci di rigore. Chi riuscirà a imporsi in questa gara sfiderà la vincente tra Salernitana-Rezzato al turno successivo. Ma sentiamo il mister su come la squadra si sta preparando a questo appuntamento. È una partita comunque contro una squadra che già ha fatto 90 minuti, quindi una squadra tosta, forte, che l'anno scorso ha fatto un grande campionato, quindi vedremo di affrontarla nel migliore dei modi, con tutte le armi che avremo a disposizione naturalmente. Ecco, ha preso in mano una squadra che era reduce da una retrocessione, quindi non è mai facile ovviamente poi ripartire dopo una delusione come questa. Che gruppo ha trovato, che ambiente ha trovato soprattutto all'interno dello spogliatoio? No, il gruppo è un gruppo buono, naturale che c'è ancora qualche scoria, ma dobbiamo assolutamente eliminarla, abbiamo già fatto tanto. Poi il vero problema in questo momento è che siamo in un periodo di mercato, non è solo un nostro problema, è un problema un po' di tutti, anche il discorso del rinvio dei calendari e a quanto pare probabilmente anche il rinvio di inizio campionato. Questo naturalmente mette un po' di ansia a tutti quanti. Il gruppo deve sapere che deve togliersi dalla testa ciò che è successo lo scorso anno, perché si deve ripartire in maniera giusta e in maniera abbastanza, come dire, combattiva soprattutto, e tenere conto che purtroppo certe situazioni vanno accantonate ma non dimenticate, nel senso che nel momento in cui ci dovesse essere un sentore un po' strano, dobbiamo richiamare un po' all'attenzione quello che è successo lo scorso anno affinché non succeda più. Quindi le cose vanno secondo me accantonate e mai dimenticate. Apriamo adesso la pagina della cultura. È stato l'incontro con il giornalista e scrittore Aldo Cazzullo a chiudere l'ultima delle 5 serate di incontri organizzate dalla Tigugliana nella cornice di Villa Porticciolo a Rapallo. Cazzullo ha parlato del mondo di internet e della prima guerra mondiale. Lo ha intervistato al termine Roberto Costa. Sentiamo. Riusciremo a mettere via il cellulare? Ma è quello che dico invano ai miei figli, loro mi rispondono: tu papà sei l'ultimo che può parlare perché anche tu sei sempre chino sul cellulare. Non possiamo più farne a meno, ma è importante che siamo noi padroni del cellulare e non viceversa, altrimenti avrebbe ragione Altan quando dice è record, ogni cellulare possiede un italiano. Fanno parte ormai della nostra vita. Sì, però almeno a scuola bisognerebbe metterli via. Infatti in Francia hanno approvato l'altro ieri una legge per dire che a scuola non si possono portare i cellulari. Io sono molto solidale con gli insegnanti italiani che devono affrontare 25 ragazzi che sono sempre connessi, però almeno a scuola bisognerebbe proprio metterli via. I mezzi di comunicazione oggi forse stanno facendo cambiare un po' la nostra vita. Si è parlato questa sera, sì, dei figli, delle cose anche di divertimento, ma anche di politica, di lavoro. Cosa ne pensa lei? Beh, penso che la rete stia cambiando la politica, perché senza la rete non avremmo avuto Brexit, non avremmo avuto Trump, non avremmo avuto Grillo. Sta cambiando il commercio, Amazon sta uccidendo il piccolo commercio e rischia anche di mandare fuori mercato i centri commerciali. Tutto sta cambiando, non possiamo fermare il vento con le mani, dobbiamo però cercare di rendere umano questo cambiamento, a cominciare dai rapporti tra i ragazzi. I miei figli, Francesco e Rossana, nel libro mi dicono: papà, guarda che i social possono anche essere di aiuto per i ragazzi, possono far scoprire a tante persone che non si sentono accettate nella vita vera che in realtà non sono soli, perché in rete scoprono che ci sono tanti ragazzi che pensano e sentono come loro. A volte però i social fanno soffrire, penso a episodi di bullismo. C'è sempre stato il bullismo, ma prima restava confinato nei muri di una classe. Oggi un gesto di bullismo filmato e messo in rete diventa virale, parola orribile che evoca virus, contagio, malattia. Ha chiuso questa sera con un messaggio a tutti gli italiani, soprattutto a questa appartenenza alla bandiera italiana che poi ci teniamo tutti in fondo al cuore. Sì, penso che gli italiani siano più legati all'Italia di quello che pensano di essere. E poi abbiamo parlato anche del prossimo libro che si chiamerà Giuro che non avrò più fame, l'Italia della ricostruzione. 70 anni fa abbiamo ricostruito un paese distrutto dalla guerra, oggi c'è da ricostruire un paese uscito molto male dalla crisi. Dobbiamo farlo credendo un po' più in noi stessi e nel nostro futuro.
Il nuovo gruppo di protezione civile della Croce Azzurra di Moneglia ha bisogno di un mezzo per poter operare. A questo proposito è stata organizzata una serata musicale di raccolta fondi che si terrà domani alle 21:30. Turisti e residenti sono chiamati a contribuire per sostenere l'operato di questa realtà. Sentiamo come. Quanti soci conta al momento? Al momento come volontari diciamo siamo un 25 volontari, diciamo che per Moneglia è già un buon numero perché Moneglia è piccolina, quindi contiamo veramente sulle unità che il paese, diciamo le risorse sono queste. Comunque siamo soddisfatti perché stiamo crescendo piano piano e questo diciamo sarà di buon auspicio, ecco, per quanto riguarda la nostra attività. Ecco. Per chi ne volesse fare parte, che significato ha questa esperienza, questo cammino? Dunque, diciamo che volontariato è una cosa importante, è una cosa che o si sente o si ha o non si ha, diciamo, nel DNA, ecco, diciamo questa cosa. Chi volesse aderire, diciamo, presso la Croce Azzurra di Moneglia troverà, diciamo, noi e poi tutti eventualmente i ragazzi che sono al corrente comunque di questo gruppo e è molto semplice, una semplice iscrizione e tanta buona volontà. Ci sarà un primo momento per mettersi alla prova, per vivere l'esperienza sociale insieme per un'iniziativa che vuole raccogliere fondi per le attività della Croce Azzurra. Quando si svolgerà, in che modo? Dunque è una cosa molto semplice, abbiamo cercato in questo periodo dove diciamo anche gli ospiti, quindi i turisti che sono a Moneglia ci daranno una mano e abbiamo pensato di fare una serata danzante domenica 5 agosto alle ore 21:30 a Moneglia presso la terrazza della pizzeria Pagoda. Quindi un evento molto, ripeto, molto semplice, però questo è stato voluto, questo è stato la semplicità innanzitutto, però ci sembrava di fare che ci fosse un primo segnale, diciamo, ci siamo anche noi, ecco, la protezione civile a Moneglia c'è. Per che cosa verrà utilizzato il ricavato della serata? Dunque, il ricavato della serata, sperando che vada a buon fine tutto quanto, diciamo che acquistare un mezzo, un fuoristrada, quindi questo è l'obiettivo che ci siamo prefissati. L'associazione Carpe Diem di Sesti Levante presenta Come eravamo e come siamo, l'incontro con video, foto e letture sulla Bimare di un tempo, organizzato in collaborazione con l'associazione Oleudo. L'inizio questa sera alle 21 nei giardini di Viale Rimembranza a Sesti Levante. L'iniziativa rientra nel ciclo di appuntamenti della 12ª edizione del festival Una penisola di luce. L'ingresso all'iniziativa è libero. E nella nostra scheda gli appuntamenti in programma per domani. Appuntamenti in agenda per domenica 5 agosto. Festival dell'acciuga e dei prodotti del mare a Sesti Levante. Alle 11 in Baia del Silenzio, spettacolo di vele con la parata delle barche storiche tradizionali. Pranzo e cena rispettivamente dalle 12 alle 15 e dalle 18 alle 22 all'ex convento dell'Annunziata. Primo campionato italiano di overboard, l'Ipercoppa Leudi di Carasco. Inizia alle 16 con le prove a cronometro, alle 18:30 gara finale e premiazione. L'iniziativa aperitivo con l'autore si terrà a San Michele di Pagana alle 18 e Riva al Mare. In questo appuntamento Enrica Melossi e Alessandra Rotta dialogano con Margherita Oggero. Festa di San Giacomo a Canevale di Coreglia Ligure, dalle 18 celebrazione dei Vespri, processione tradizionale uscita del Santo a cavallo, dalle 19:30 apertura stand gastronomici e musica con l'orchestra Primavera. Festa con gli amici del Ponte sul piazzale di Santo Stefano a Sesti Levante in via Antica Romana Occidentale, stand gastronomici aperti dalle 19 con trofei al pesto, musica dal vivo con l'orchestra Roller Folk. Scherma sul lungomare Don Giussani a Chiavari alle 19:30, esibizione degli atleti della Chiavari Scherma, Alice Cassano e Andrea Vittoria Rizzi. Nell'ambito di iniziative promosse da Carasco Sotto le Stelle alle 21, Music Pro presenta presso i giardini di Via Piani Propanic Stage. 18ª edizione International Music Festival alle 21 nel Teatrino Comunale di Portofino si terrà un concerto di musica classica con Roberto Metro e Elvira Foti al pianoforte. Alle 21:15 all'Oratorio Sant'Erasmo di Sori si terrà il concerto del trio Piceno Classica The Greatest Hits. L'ingresso è gratuito.
Nell'ambito della manifestazione Chiavari in cosplay, travestimenti a tema ispirati al mondo dei cartoni e dei fumetti, si terrà alle 21:30 sul lungomare Giussani lo spettacolo musicale Disney Gala, a seguire duello di spade infuocate, e per l'occasione il Museo Archeologico di Chiavari espone in libera consultazione i fumetti nei musei, 22 musei italiani raccontati attraverso l'arte del fumetto. Presentazione del libro Ho trovato quello che stavamo cercando, 28 testimonianze sull'incontro con Don Giussani, a cura di Roby Ronza e Giuseppe Zolla, alle 21:30 nella piazzetta degli Oratori a Rapallo. Festa della Madonna del Mare a Zoaia, alle 21:30 sulla rotonda della passeggiata a mare sarà celebrata la Santa Messa, a seguire fiaccolate e processione subacquea. Alle 23 i fuochi d'artificio. Mercato straordinario a Santa Margherita Ligure sul lungomare per recuperare la data del 20 luglio scorso. Appuntamenti in agenda per lunedì 6 agosto. In occasione della festa della Madonna del Mare a Zoagli dalle 10:30 alle 13 sarà possibile effettuare visite alla statua della Madonnina del Mare con gommoni, battiscopi e maschere. Impariamo il mare, laboratorio per bambini con giochi di riconoscimento delle specie, prove di acquacità e altro ancora, in Piazza del Sole a Santa Margherita Ligure dalle 10 alle 13, organizzato da Outdoor Portofino. Al campo sportivo San Bartolomeo di Levi si terrà l'evento Una festa per lei, alle 19 apertura stand gastronomici, alle 21:30 ballo con l'orchestra I Jolly. Festa di San Giacomo a Canevale di Correglia Ligure, dalle 19:30 apertura stand gastronomici e musica con l'orchestra Caravel. Per il Summer Tour 2018 in Piazza Roma a Chiavari dalle 20 alle 23 si terrà uno spettacolo di cabaret con l'artista Claudio Batta. Nell'ambito della rassegna cinematografica L'apparenza inganna, promossa dall'Amaca Gioconda alle 21:30 nella tensostruttura Colmata Mare a Chiavari, verrà proiettato il film Smetto quando voglio di Sidney Sibilia. E chiudiamo con una notizia curiosa che riguarda però sempre le giornate di traffico estivo, di esodo estivo in autostrade. È successo a Seste Levante, una pattuglia della stradale ha salvato un micetto di pochi mesi che si era andato a incastrare nel vano motore di una Peugeot. Notizia che troviamo sul sito dell'ANSA Liguria. È successo nell'area di servizio Riviera Sud, lungo la A12. Ad accorgersi della presenza di qualcosa di strano nel vano motore sono stati due proprietari dell'auto che hanno sentito miagolare lì vicino a due agenti della stradale di Genova. Stavano raccogliendo dati di un incidente avvenuto poco prima, ma hanno subito risposto a questa curiosa richiesta di aiuto e hanno trovato il gattino nel vano motore. Un paio di graffiate e poi il micio si è lasciato prendere. Intanto la sala radio di Genova ha chiesto l'intervento del soccorso animali di Rapallo, che preso in affido il cucciolo lo farà visitare da un veterinario. Il micio è stato chiamato Rombo dai due poliziotti e potrà essere ora adottato. E vediamo proprio la foto dei due agenti con in mano il micetto appena salvato. È tutto per questa edizione di TG oggi. L'informazione torna lunedì mattina alle 7:30 con il buongiorno di Teleradio Pace insieme a Marco Revello alle 12:45 con la prima edizione del TG13. Tutte le notizie le trovate sul nostro sito teleradiopace.com. Grazie per essere stati con noi, buon sabato e buona domenica.